Appuntamento con l'architetto Augusto Ressa per parlare anche oggi delle bellezze di Taranto. Stiamo girando i quartieri, oggi ce ne andiamo nel borgo umbertino. Buongiorno, ben trovato architetto. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora architetto, quali sono le luci e quali le ombre di questo borgo umbertino che viviamo? Intanto il borgo è sicuramente percepito, e lo è realmente, quale il centro della città. Taranto ha una peculiarità, però non ha un solo centro, perché solitamente il centro delle città in Italia è il centro storico, cioè il nucleo più antico. Taranto invece ha la particolarità di avere due centri storici, uno è quello dell'isola e l'altro invece è quello del borgo, della città praticamente nuova. Noi la chiamiamo Taranto, la nuova città, certo. La Taranto nuova, che contrappone alla città vecchia. Quindi noi abbiamo due centri storici, solo che uno, appunto il borgo di cui parliamo oggi, è un centro vivo, mentre la città vecchia aspetta ancora di essere completamente, nuovamente rivitalizzata. Il centro di una città è il luogo in cui la città si rappresenta al massimo, ed effettivamente è così, perché il centro storico di Taranto, quindi il borgo della città nuova, è il luogo in cui si percepisce la qualità non solo del costruito, che è tipicamente di gusto umbertino, no? Perché è nato proprio nell'Ottocento con quel gusto umbertino, ma si coglie anche il paesaggio. Architetto, per me che sono ignorante, umbertino perché era sotto il regno di Umberto I, giusto? Sì, Okay, certamente. E il riferimento, diciamo, culturale, architettonico e urbanistico è sicuramente quello di Torino, no? Delle strade perfettamente squadrate, gli edifici molto composti, con gli ordini architettonici sovrapposti e così via. Ma, dicevo, la parte più importante della nuova città rispetto alla vecchia è la percezione che si ha dalla nuova città, quindi dal borgo, del paesaggio che finalmente viene scoperto dai tarantini. Abbiamo già parlato della città vecchia che era chiusa dalle mura, invece questa nuova città è aperta verso gli affacci, verso il mare, perché la specialità di Taranto, e diciamolo la bellezza di Taranto, è dovuta proprio alla presenza del mare da tutte le parti, di fatto, certo. no? Dei due mari, e anche della luminosità che questo mare conferisce alla città. Non dimentichiamoci che questo è un aspetto molto bello, ed è peraltro uno di quegli aspetti che caratterizza anche la piacevolezza di stare in questa città, del passeggiare in questa città. D'altra parte l'asse principale del nostro borgo è proprio la strada del passeggio, dello struscio, no? Via d'Aquino, che poi è l'asse principale perché collega la città vecchia, se vogliamo, idealmente, quindi il canale navigabile, con uno dei punti nevralgici della nuova città, che è l'Arsenale. Architetto, allora, dal momento che non abbiamo molto tempo, io direi di dividerci questo argomento in 2 puntate, quindi magari possiamo continuare a parlare del borgo la prossima settimana. Le faccio solo l'ultima domanda, le chiedo di rispondere in un minutino scarso, cioè sui palazzi, i palazzi insomma che hanno una storia, non so, penso al presidio ASL che è quello di Sant'Antonio, il Marta, ex convento di Santa Teresa. Certamente la città nuova, il borgo di Taranto, viene costruito in quell'area che era extramenia, quindi al di fuori dell'isola, dove c'erano i conventi, le strutture conventuali e anche le ville patrizie che affacciavano sul Mar Piccolo. Di questi monumenti, perché sono dei veri e propri monumenti, perché sono edifici del 700, del 600, ma anche del 500, rimangono alcuni episodi importanti che sono stati anche restaurati. Fra tutti mi piace citare l'ex convento di Sant'Antonio, che è uno dei monumenti più importanti del Principato di Taranto, che si è conservato proprio nel cuore del borgo, che è sede della sovrintendenza e che contiene al suo interno questo cuore magnifico che è il chiostro, uno dei chiostri più grandi della città di Taranto.